Leggevo il testo di questo brano sembra quasi, chiaramente è stato scritto in altri tempi, cioè non nei tempi moderni, e intendo per tempi moderni oggi, in questi giorni, in questi 15-20 giorni. Dice: fulmini attraversano l'aria, paura io non ho, sintomi di quiete precaria, paura non ho. E poi ancora più avanti dice: fulmini attraversano l'aria, paura io non ho, sintomi di follia planetaria. Si chiama Controvento questo brano. Lei è un'artista straordinaria per le scelte che ha fatto nella vita. Musicalmente perché ha una voce, sicuramente la voce più bella che una cantante femminile abbia oggi in Italia. Sto parlando di Antonella Ruggero e il brano è Controvento. Come se io fossi invulnerabile, come se il vento non finisse mai. Cammino sul confine invalicabile, ma la mia mente non si ferma mai. Fulmini nel cielo si rincorrono, chiari segnali di elettricità. Dimmi cos'è questa follia che sa
Ma quando hai scritto questa canzone, Follia planetaria, fulmini che attraversano l'aria? Una intuizione, ahimè, probabilmente. Quando abbiamo scritto questo brano, forse già nell'aria, anzi sicuramente c'erano già sintomi di follia che adesso si stanno mostrando in tutta la loro forza negativa. Tu sei uscito un po' dalla follia del mondo dello spettacolo, del mondo musicale, perché anche qui c'è molta follia. Te ne sei stata lontana, ti sei fatta dei viaggi in India, questa sera avremo della gente che viene dall'India. Ecco, che cosa hai imparato? A che cosa ti è servito questo? Sicuramente mi è servito a vedere l'esistenza sotto un'altra forma. È tutto diverso. Ovviamente noi occidentali siamo abituati a determinate cose che probabilmente sembrano indispensabili, per cui arrivano poi i vari stress. Ognuno di noi, penso, abbia avuto o abbia questo tipo di reazione alle pressioni, no? Invece là si vive in maniera diversa, molto, in una maniera antica se vuoi, priva di orpelli. Ovviamente nelle grandi città anche lì sono orientati verso il nostro modo così, occidentale di vivere, però la gente in generale ha dentro di sé una forza differente che è legata a una ricerca sicuramente spirituale, no? Che aiuta a vivere, e questo io l'ho, come dire, assimilato, ho riscoperto e l'ho fatto mio. Forse ero già così prima ancora di partire, da sempre. Sono stata così orientata verso certe cose. Per cui là mi trovo a casa. Ecco, una specie di seconda casa. Strano, perché il loro modo di vivere cozza col nostro. Il nostro è un modo che bisogna avere tante cose, fare vedere di avere tante cose. Siamo abituati agli oggetti in maniera incredibile. È una trappola perversa, che porta magari i giovani a pensare che quelli sono i valori, invece non è assolutamente vero. Le cose importanti sono altre, per cui insomma. Lei ha avuto quasi come una premonizione, anche se dire premonizione comunque è una cosa che nell'aria di descrivere questa follia planetaria che sembra ci stia, perché poi dopo alla fine noi vediamo soltanto l'aspetto virtuale di questa guerra, vediamo gli aerei che partono, vediamo questi missili, vediamo anche nella distruzione ci fanno vedere la traccia di un missile, vediamo un'esplosione, ma vediamo tutto molto lontano e sembra tutto virtuale. Sì, sembra un film, un grande film, invece è dietro l'angolo, e questo è tremendo, ma non perché sia dietro l'angolo, perché la guerra è brutta anche se lontanissima da noi. È veramente una follia, si è innescato un meccanismo appunto perverso che mi auguro si fermi prima di raggiungere un livello di assoluta, insomma, un livello orrendo, no? Questa sera poi ne parleremo perché abbiamo degli alpini che sono appena tornati, ma non gli alpini che ci fanno vedere quelli con le divise, no, quelli che la divisa l'hanno smessa da un po' di tempo e sono diventati dei volontari, e sono andati là e hanno toccato con mano, chiudendo le loro attività e quindi prestando il loro servizio là. Poi avremo Rock No War, vedremo la partenza l'arrivo dei tir che hanno portato là aiuti. Dicevo prima che siamo abituati a una guerra quasi virtuale, anzi siamo abituati a una guerra virtuale. Ormai noi deleghiamo quasi tutto al virtuale, quindi è normalissimo, anzi è ormai attualissimo il fatto che un cantante abbia dedicato una canzone d'amore a un'eroina virtuale, a Lara che è l'eroina dei videogiochi più importanti, di quelli che hanno avuto più successo. I videogiochi stanno addirittura battendo la musica. Sto parlando di Eugenio Finardi che sull'altro palco adesso ci esegue Amami Lara. Eugenio Finardi. È stata cucinata come al solito dagli alpini questa volta da Riolo Terme, e ce n'è per tutti, perché loro, cioè, dopo quindi mangeremo tutti insieme. Adesso siamo arrivati a un grande finale e non a caso è stata abbiamo scelto di concludere con un artista che, allora, leggi una delle telefonate arrivate. Sì, io direi quella di Lucia di Cuneo, la quale dice: Antonella, sospesa è stupenda ed unica come la tua voce, sei straordinaria, complimenti a te e al bravissimo Roberto Colombo. E poi chiede se farà prossimamente una tournée e verrà dalle parti di Cuneo. Ecco, noi abbiamo Antonella Ruggero, tra l'altro c'è un bellissimo
Antonella, vieni. Allora, un'altra cosa, via email e via chat mi hanno chiesto perché questa maglietta OM e che cosa è OM. OM questo è il simbolo del suono primordiale. Gli indiani la utilizzano così, nella loro religione, nei templi, insomma c'è questo antichissimo simbolo dappertutto in pratica, è la OM. Ecco, questo messaggio dice: grazie Antonella Ruggero per la vita che mi trasmetti con le tue poesie e la tua voce e soprattutto col tuo viso che dà una serenità vista solo in poche anime. Nicola da Cagliari. Grazie, non so che dire. Farai una tournée? Ad esempio lui chiede: verrai mai in Sardegna? Spero di sì, la tournée mia inizierà a luglio, per cui c'è ancora tempo. Da luglio a settembre sicuramente verrò anche in Sardegna. Da questo album Sospesa, che è appena uscito, perché tu sei andata a Sanremo e non avevi neanche il disco fuori. No, non era pronto e ad aprile sono uscita, quando mi sono resa conto che appunto il lavoro era assolutamente finito come volevamo. Ecco, non so che canzone fai, perché? Perché all'inizio tu il brano di Sanremo non l'avevi neanche previsto di fare, poi ne abbiamo parlato, ma non lo so se tu lo fai, se fai Non ti dimentico o o Sospesa, quale quante vogliono la canzone di Sanremo Non ti dimentico? La classe là è unita. Quante vogliono Sospesa? Tutte e due. Vabbè, ma noi comunque le vedremo tutte e due, perché dopo lei ci farà un paio di brani in più che utilizzeremo per Elpe, quindi vabbè, il palco è tutto tuo. Antonella Ruggero è accompagnato alle tastiere Alberto Taffuri. Ciao Alberto. Alla chitarra Luca Colombo. Luca Colombo, nel senso che Luca Colombo, nome e cognome. ho capito, ma col centri? No. C'entri con quell'altro Colombo, E poi alla batteria, Ivan Ciccarelli. al violino Carlo Cantini. e al basso. Paolo Costa. Che cosa fai, Antonella? Quale canzone fai? Quella appunto presentata a Sanremo, Non ti dimentico. Allora, Antonella Ruggero.
dire che non ti dimentico. Io sono qui e non ti dimentico. Antonella Ruggero, dall'album Sospesa. E noi... devo dire che la voce dà... Le voci guariscono anche. La tua voce dà una... Sai? Sì, lo so. La tua voce è una voce che dà serenità, che dà pace. Me lo auguro, spero. E quindi era un tuo dovere tornare a cantare, perché eri stata via tanto tempo. E beh, sei già tornata da 2 o 3 dischi, 2 dischi. Sì, questo è il terzo. Dal 96 sono ritornata. Sono andata via nell'89, però nel frattempo ho fatto cose che mi sono servite proprio per continuare a cantare in un certo modo, per dare una, come dire, un valore. Allora magari lo faremo, lo registreremo. Ok, allora Help lo finiamo oggi con allora un'altra cosa, una cosa che ci ha lasciato un gruppo straordinario che è stato da noi, il gruppo che accompagnava, e lei naturalmente, sublime nella voce, Antonella Ruggero. Martedì sera Roxy Bar ci ha lasciato anche una versione storica di Mi Sento. Ciao, ci vediamo alle 19:30 con Help nuovamente. Ti sento, Antonella Ruggero dal vivo a Roxy Bar. Grazie. La parola nuova, il sapore in idea, ma 2 occhi moventi, petali d'orchidea, sono me. L'Antonella Ruggero che ci ha lasciato a sua volta noi con un gruppo fantastico, una voce straordinaria, per un'ora d'amore dal vivo a Roxy Bar, un inedito. Per un'ora d'amore, ciao, grazie W.
Per poterti sfiorare non so cosa darei. Chiudo gli occhi senza te, le serate non finiscono mai. Sole giallo, mare blu, non vorrei farti restare così. Un